Possiamo cominciare, sì. Intanto grazie, complimenti per la presentazione, anche per la frase in inglese ben pronunciata. Non è frequente, io sento tanti italiani che cominciano a imparare l'inglese e fa bene, ma è molto maccheronico spesso. Grazie, mi fa piacere che vi siate ricordati anche che non è la prima volta che sono qui. Erano altri tempi, insomma, io ero più giovane, anche molti di voi, e poi era un momento di forse maggiore entusiasmo, adesso siamo qua e mi fa piacere che mi abbiate invitato anche per il tema, perché entro subito in argomento, poi cercherò di essere un po' più breve dell'ora in modo di avere del tempo per le vostre domande. Beh, vedete, parlare della Costituzione in questo periodo va bene, cioè va bene sempre, ma perché lo dico in questo momento? Beh, intanto perché siamo, lo dicono tutti, è vero, in un momento di grandi discontinuità, le cose stanno cambiando molto più profondamente e più velocemente di quanto non sia stato in passato, quindi insomma bisogna che ci teniamo attaccati ad alcuni principi solidi e mi fa molto piacere perché anche noi giuristi, ma non solo, diciamo insomma in questi momenti proprio di grande travolgimento, anche di difficoltà complessive mondiali, insomma i principi sono molto importanti, anche più delle norme. Io sono un giurista, ma le singole norme, vabbè, è giusto che siano buone, magari siano un po' meno, ma i principi sono fondamentali. E anche il Presidente Mattarella, non a caso, se avete notato, continua a dirlo. Bene, quindi complimenti per aver fatto questo. Prima di parlare del tema specifico che mi avete assegnato, questo del salario minimo, faccio due brevissime premesse. Beh, intanto, scusate, li avete letti gli articoli che sono coinvolti? Perché non sono almeno due. Cioè l'articolo specifico sulla retribuzione è l'articolo 36, su cui di solito si insiste per la parte che dice che il lavoratore ha diritto di avere una retribuzione sufficiente per una vita dignitosa sua e della famiglia. Tra l'altro la seconda parte di solito si dimentica, ma ne parlerò. Ma poi si dice, in seconda parte, e in ogni caso proporzionale alla quantità e qualità del lavoro. Quindi non basta il salario minimo, che è la prima parte, che poi dovrebbe essere anche un salario familiare, ma c'è la seconda parte. E non so se ne avete parlato, io se volete ne parlo alla fine, ma non posso non dirlo, perché i dati che leggete sui giornali, quelli seri, ce ne sono, e dicono tante cose, la povertà purtroppo è cresciuta, i salari sono bassi, ma dicono anche che c'è una vergognosa distanza tra chi prende poco e chi prende tanto nello stesso posto, cioè la distanza tra l'operaio più umile, tra virgolette, e il capo azienda è arrivata a dei livelli stratosferici, vergognosi, ho detto, veramente vergognosi. Tanto è vero che persino molti ricconi, ma in Italia non ho mai sentito dire, ma in giro per il mondo, evidentemente con la coscienza un po' sporca, dicono che bisognerebbe metterci un limite, cioè capisco che tra il capo azienda che amministra migliaia di persone, eccetera, e quello che fa lavoro di routine ci sia, qualcuno aveva detto 10-15 volte, ma adesso siamo grandi, non dico che numeri impressionanti, e questo è contro la Costituzione, è contro la seconda parte, perché la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro, e gli orari di lavoro più o meno sono quelli. La qualità, per quanto uno sia bravissimo e l'altro meno bravo, beh, ma non mi direte mica che 100 volte è una cosa ragionevole. Ecco, quindi lo dico perché questo si nota meno e invece è altrettanto vergognoso come il fatto che uno lavori e prenda una retribuzione non sufficiente. Dico nella seconda norma che interessa, perché poi ne parlo brevemente, è l'articolo 35, che dice che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Io, se mi interessa, ho anche scritto un libretto
vedendo come questa norma viene applicata in tutta Europa. Ma la cosa, questa non c'entra su tutti i problemi del lavoro, ma c'entra anche su questo, cioè non è che una retribuzione o un compenso dignitoso vale solo per punti, no? Per il lavoratore, il polletto blu della fabbrica, ma vale anche per i lavori diversi, per i lavori atipici, per i lavori autonomi. Lo dico perché anche questo è molto dimenticato, è solo da poco che ci si comincia a pensare, ripeto, cominciando dall'Europa. Bene, queste sono le due premesse di qua, no, ne faccio un'altra. Come avete sentito immagino, qui noi non possiamo non considerare questo problema nel contesto questo del salario minimo, nel contesto generale della povertà. Anzi, noi professori, eccetera, che ci occupiamo di queste cose, diciamo che fino a un po' di tempo fa l'idea che ci fosse un lavoratore povero era un ossimoro, no? Cioè era una cosa impossibile, una contraddizione in termini. I poveri erano quelli che non avevano lavoro, che stavano male e dovevano andare a essere assistiti. Invece il fatto di avere milioni di persone, non solo in Italia, che lavorano, magari lavorano anche tutto il tempo, se poi lavorano part time peggio ancora, e sono poveri, è una cosa scandalosa. E quindi il discorso che faccio adesso va inserito. Dici, come mai? Cosa possiamo fare perché uno abbia un lavoro dignitoso e non sia povero? Se fosse dignitoso non sarebbe povero, ma comunque. Avete sentito molte, immagino, molte cose utili. Io ho sentito un pezzo di quello che ha detto Chiara Saraceno, bravissima, che parla ovviamente di quell'aiuto che pure la Costituzione richiede per chi... insomma, per chi o non può lavorare per la famiglia, eccetera, oppure comunque fa fatica perché ha bisogno di essere sostenuto nella ricerca del lavoro. Vi potrei parlare delle politiche attive tanto quanto volete, ma ne ha accennato anche Chiara Saraceno, che purtroppo sono molto povero. Comunque, in sostanza lo dico perché noi abbiamo nella situazione italiana una condizione veramente contro la Costituzione, cioè siamo l'unico paese o l'ultimo paese che ha fatto un provvedimento sul reddito di cittadinanza, l'ultimo, no? Quello di cui ho parlato Chiara, e non abbiamo ancora un salario minimo, quindi siamo arrivati ultimi per aiutare i poveri e non siamo ancora arrivati in tempo per aiutare i salariati poveri, i lavoratori poveri. Ma questo non perché siamo particolarmente ricchi, perché tutti i paragoni internazionali, non so se anche qui se leggete qualche giornale, basta parlare anche i titoli, vedete che noi sono almeno 15 anni che abbiamo i salari tra i più bassi, forse i più bassi, bisogna vedere come li contiamo, ma sostanzialmente tra i più bassi d'Europa. Non solo fermi, ma sono andati indietro in termini reali, come si dice, cioè al di là dell'inflazione, e poi bisognerebbe dire il potere d'acquisto, ma insomma lasciamo perdere. Noi siamo almeno 20 anni in generale che l'Italia cresce poco e i lavoratori calano come salario. Anche questa è una cosa che non si dice molto, no? Cioè uno dei dati che non vengono nei giornali, ma che secondo me in una famiglia, uno che fa un po' di conti dovrebbe vedere, il reddito nazionale complessivo è la grande torta. Allora dici, ma questa grande torta come viene divisa? E si dice che le tre fette principali sono chi lavora, il capitale, quindi i profitti, e la rendita, che magari non dovrebbe neanche esserci, cioè non si vede perché uno deve prendere dei soldi senza fare niente, solo perché ha ereditato da qualcuno ricco, oppure che ne so, perché ha un pezzo di oro davanti alla casa. Quindi in sostanza queste tre parti sono diseguali, cioè sono 20 anni che non solo i salari sono bassi e per questo la fetta che va al lavoro, proprio la parte che va al lavoro è continuamente calata in Italia e anche in molti altri paesi. Quindi
insomma siamo in una condizione in cui bisogna occuparsi sul serio. E dico anche un'altra cosa, poi parlo dell'argomento specifico. Il salario minimo è sicuramente uno strumento, ma se il problema è come più grande, come vi ho detto, non è da solo sufficiente. Quindi anche quando lo leggete, eccetera, se cercate ovviamente di capire veramente le cose, capite che questo è un pezzo importante di però una serie di provvedimenti più ampi. Io ho mandato un testo a voi, mi è arrivato, spero. Non ho fatto delle slide perché mi sembra, dato che eravamo così, mi sembra un po' inutile, però insomma è un testo di 12-13 pagine, si legge in fretta, in cui faccio anche dei discorsi un po' più specifici di quelli che faccio adesso, però per inquadrare l'argomento, noi abbiamo delle condizioni per cui il tema del salario minimo è segnale, e quindi il fatto che si debba intervenire a sostenere dei salari più bassi e calanti, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella macchina, cioè non è un caso, no? È un accidente, c'è l'alluvione, quindi dobbiamo fare qualcosa. No, qui sono 20 anni che c'è un problema nel nostro sistema complessivo, ma non è per parlare d'altro, è per far vedere quali sono le radici e quindi come c'è una necessità di una serie di strumenti, uno da solo è utile ma non è sufficiente. Ma adesso, anche qui, senza farlo a lungo, quali sono le debolezze del nostro sistema particolarmente in questi ultimi periodi, per cui viene fuori che i salari sono bassi e sono i più bassi di tutti e la fetta del lavoro più bassi? Direi che noi sono troppi anni che non facciamo le cose che servono perché il nostro sistema economico in particolare sia solido, sia in grado di produrre e poi anche di distribuire. E in sostanza noi, se voi guardate qualche volta qualche dato, adesso con Google si trova tutto, non mettete Istat e mettete reddito degli ultimi 15 anni, investimenti in formazione degli ultimi 15 anni, investimenti in innovazione tecnologica negli ultimi anni, investimenti in salute. Vedete che queste cose, tutte queste che sono gli alimenti del corpo sano, che sarebbe il nostro sistema, sono stati somministrati in misura inadeguata in assoluto e meno di quelli che competono vicino a noi. Non parliamo di Singapore piuttosto che della Cina. E quindi noi siamo andati dietro perché non abbiamo tenuto il passo, abbiamo camminato piano piano, gli altri camminavano di più e quindi siamo diventati più poveri relativamente in assoluto. Un'altra cosa a proposito di mancanze di strutture, non è vero che l'Italia vada male tutta, perché basta guardare anche lì sempre qualche dato e c'è una parte dell'Italia che funziona molto bene, addirittura esporta, no? Siamo bravissimi a esportare, eccetera, oltre alla bellezza dell'Italia che tira un sacco di turisti. E la verità è che c'è una parte dell'Italia che invece non sta al passo, cioè le piccole aziende di un certo genere, una certa parte dei servizi. No, questo per dire che non basta che sia una parte del sistema che funziona, bisogna che queste buone cose che fa questa parte importante, e quindi infatti in quel settore lì i salari di solito sono buoni, bisogna che queste conoscenze e queste capacità vengano trasferite anche a quelli meno. E noi invece, per esempio, il cosiddetto trasferimento tecnologico, cioè di conoscenze all'interno del nostro sistema, funziona poco. In certe parti funziona, ma ecco, queste sono la mancanza della struttura del corpo, che il corpo nostro funziona poco. Dopodiché, se volete, e avviciniamo già vicino, uno strumento che è sempre stato usato in tutti i paesi democratici da 100 anni per sostenere i salari, cioè i salari ci vuole un'economia che funziona, ma non basta, perché i padroni delle ferriere, no, si potevano, ai suoi tempi, i padroni che non avevano nessun controllo si prendevano una parte. Viceversa è da 100 anni che la contrattazione collettiva, il rapporto tra sindacati e imprese è stato lo strumento che ha permesso di migliorare la distribuzione.
premesso appunto che il sistema dovrebbe produrre bene, comunque quello che produce non è che si distribuisce così per generosità generale, che non funziona. E quindi tra l'altro questa idea che sto dicendo, cioè questo istituto dei contratti collettivi fatti da sindacati imprenditori, che sono stati anche molto criticati, eccetera, in realtà sono un'istituzione che è durata per centinaia d'anni, dico da quando è cominciata, e tutti hanno riconosciuto, anche osservatori non sospetti, non è una tesi diciamo, della sinistra, e l'Ocse, che è un istituto assolutamente anzi, ma è un po' più da quell'altra parte, dice che la contrattazione collettiva è un'istituzione fondamentale per i paesi democratici perché garantisce, non garantisce, insomma, aiuta una buona distribuzione del reddito e quindi i salari. Cosa è successo? Sempre per dire perché siamo con i salari bassi? Perché negli ultimi anni in Italia, anche in altri paesi, ma forse diciamo anche da noi, la contrattazione collettiva e i sindacati questo sistema si è indebolito per una serie di motivi, le tecnologie, la globalizzazione, la concorrenza, insomma non la faccio dopo, e quindi è venuto meno uno dei meccanismi, oltre a quelli che non ci hanno permesso di produrre abbastanza bene, anche uno di quelli che permetteva una buona distribuzione. E vabbè, se volete qui poi possiamo parlarne, ma voi avete mai sentito parlare forse sì di contratti pirata, di contratti collettivi pirata? Ecco, per dire, questa è un'aberrazione, questa è abbastanza tipica italiana, non solo i contratti collettivi che erano uno strumento di equità e distribuzione buona della torta, sono indeboliti, ma addirittura c'è dentro nella famiglia dei contratti collettivi sono nati degli impostori, cioè dei contratti fatti da associazioni, sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, che non erano interessati a rappresentare bene, a fare bene le cose, ma al contrario, erano interessati solo a far pagare poco. Si dice dumping, avete sentito quello che diceva anche che era sempre dumping salariale, cioè al ribasso. Quindi un sistema, uno strumento che doveva aiutare prima del salario minimo, tanto è vero che quei salari, i contratti quando funzionano bene vanno sia nella prima parte che nella seconda parte di quella norma che vi dicevo, cioè servono non solo a garantire le retribuzioni dignitose di base, ma servono anche a garantire che le retribuzioni dei vari livelli professionali siano proporzionali alla quantità e qualità, cioè che il geometra piuttosto che il tecnico, piuttosto che l'ingegnere, piuttosto che guadagnino un po' di più, o insomma, ripeto, chi fa il lavoro migliore. Ecco, quindi abbiamo queste debolezze di struttura, sia del sistema produttivo sia del sistema di ripartizione. E poi magari se volete alla fine vi dico anche perché, cosa si può fare oltre a parlare del salario minimo, però vedo che ci è andato via un bel po' di tempo, poi arriviamo al salario minimo. Allora, qui dicevamo che tutti i paesi lo hanno avuto, tutti i paesi europei ce l'hanno sostanzialmente, noi siamo due o tre che non abbiamo, o meglio non abbiamo niente. E molti, non so se leggete i giornali, penso di sì, mi auguro, oppure vedete la televisione, c'è molta gente che dice non ne abbiamo bisogno, compreso il governo, perché l'altro giorno proprio il Presidente ha detto non ce n'è bisogno, ci sono problemi più importanti, sicuramente ci sono problemi più importanti, però questo non è un problema da poco. Adesso potrei anche interrogarmi per curiosità di vedere secondo voi se avete capito quali sarebbero i motivi per cui noi non ne abbiamo bisogno. Oppure addirittura qualcuno dice sarebbe rischioso fare un salario minimo per legge. Allora, quali sono le difficoltà? Perché non è che è tutto facile, no? Il salario minimo è il minimo dei minimi. Infatti nei paesi dove c'è, attenzione, è il salario minimo che ha a che fare con l'esistenza libera e dignitosa, quindi sia che uno lavori nell'elettronica super, nella metalmeccanica, sia che faccia le pulizie, con rispetto parlando, eccetera, in qualunque settore più o meno forte dell'economia, chi lavora deve prendere il salario minimo.
quindi sarà un minimo di minimi, giusto? Perché, poi dirò l'altro sistema, e infatti è così, perché nei paesi europei che hanno i minimi non solo variano molto, e questo variano molto perché i paesi lo interpretano in modo diverso. Per darvi un'idea, ma molto, molto, il minimo la Bulgaria mi pare che sia ancora il minimo, comunque uno di quei paesi lì, e siamo su 400 neanche euro al mese, quindi capirete che allegria. E invece Lussemburgo ha 2500, quindi diciamo la differenza. Quindi non è che è un minimo equo, è un minimo molto differenziato. Ma appunto chi fa l'obiezione dice e non è giusto che voi diate lo stesso minimo appunto in un settore che è povero e in un settore ricco che potrebbe darlo più alto. Questo in parte è anche vero. Però la verità è che invece l'altra obiezione che qualcuno fa, anche chi sostiene la necessità di un salario minimo, è che molti salari minimi in Europa, quelli della Bulgaria non 400, neanche 400 euro, per quello del Lussemburgo mi sembra già piuttosto buono, dice la Commissione europea che ha fatto la direttiva di cui adesso vi parlo, dice guardate che non è che basta fare una legge per il salario minimo e siamo tutti a posto, perché hanno fatto una ricerca in tutti i 27 paesi europei, guardate che le leggi che sono state approvate sul salario minimo, molte di queste non raggiungono il livello della povertà. Quindi capirete un'altra contraddizione. Quindi faccio una legge per garantire un salario minimo e lo faccio a un livello più basso del livello della povertà assoluta, quella di cui parlava. E quindi qualcuno dice, vedete, è un sistema che non funziona, è un sistema troppo rigido, poi qualcuno dice, se voi fate, questa è un'obiezione secondo me che non tiene, ma mentre la prima può tenere, cioè qualcuno dice che i sindacati, anche i sindacati italiani, sono contrari al salario per legge. Perché dicono, se tu fissi un salario per legge minimo, sempre minimo dei minimi, mettiamo che lo fissi a 8 euro l'ora, in realtà gli ultimi disegni di legge, non so se vi ricordate, che sono stati presentati in Parlamento già da un po' di tempo, fissavano 9 euro l'ora. Poi bisogna discutere, ma 9 euro l'ora. Allora i sindacati dicono, se voi fissate per legge un salario minimo, per esempio di 9 euro, create dei problemi alla contrattazione collettiva, perché la spiazzate, che vuol dire? Che in qualche caso addirittura scoprite che i contratti collettivi sono così malmessi, ho detto che erano indeboliti, che hanno dei salari più bassi, è una vergogna, dopo una legge smentisce i contratti collettivi, non fia mai. E comunque anche se non li smentisce, cosa vuol dire spiazza la contrattazione collettiva? Vuol dire che un datore di lavoro non cattivo, ma diciamo che ha un certo modo di farci, ma scusate, se la legge dice che il salario minimo è 9 euro l'ora, ma perché devo pagare i contratti collettivi? Pago 9 euro all'ora e buonanotte al secchio. E quindi questa è un'obiezione che sembra giusta, cioè i contratti dicono noi facciamo un mestiere per dare certe tutele, se poi arriva la legge che dice X, tutti danno X e noi non abbiamo più, siamo disoccupati, cioè non abbiamo più mestiere. La dico in modo un po' caricaturale, insomma. E in realtà, se noi abbiamo visto, perché quando uno si sente dire una cosa del genere, dice, beh, ma cosa è successo nell'altra parte del mondo? Siccome ci sono 30 paesi almeno che hanno il salario minimo da decenni, che è successo? È scomparsa la contrattazione collettiva in quei paesi o no? Non è scomparsa, ha avuto qualche problema. Quindi, però, ecco, arrivo al punto centrale. La direttiva europea appena approvata, siccome ha visto che in giro per l'Europa c'era chi tifava per la legge sul salario minimo e c'è chi invece diceva no, la legge non va bene per una serie di motivi, allora ha detto sapete che c'è, basta che facciate qualcosa o per legge o per contratti collettivi, purché facciate qualcosa di serio, cioè che garantisca una base ragionevole di salario. Allora, qual è l'altra strada?
La strada della legge, forse l'Italia non la fa, sono quasi tutti contrari, pazienza, cioè pazienza. La direttiva europea dice, allora fate l'altra strada, cioè cosa vuol dire? Dovete verificare che i contratti collettivi nella loro base minima, perché i contratti collettivi hanno tutta una scala di retribuzione, nella base minima ti diano una effettiva copertura, si dice, tale da soddisfare l'esigenza che non ci siano salari poveri. Allora, qual è la garanzia che possono dare i contratti collettivi perché siano efficaci, non ci siano dei buchi, diciamo? Dice la direttiva, bisogna dimostrare che abbiano una copertura dell'80% del settore, cioè il contratto collettivo deve essere in grado di essere applicato all'80% del settore metalmeccanico, che vuol dire che tutti i metalmeccanici grosso modo sono tutelati. Perché 80% non 100%? Perché lì c'è stata tutta una serie di mediazioni, però una cosa quasi ragionevole, uno può dire, beh, ma se un contratto collettivo, per esempio quello di metalmeccanici, copre l'80%, beh, insomma, il resto del 20% si può immaginare che venga trascinato dentro, ci sia un effetto alone. È una cosa abbastanza ragionevole. O tra l'altro nei settori forti, come si dice, metalmeccanica, i contratti coprono addirittura il 95%, eccetera. Questo è quello che dice la direttiva. E qualcuno di noi ha detto, qualcuno anche i sindacati, credo anche il governo, credo anche se non è chiarissimo ancora. Ma allora l'Italia non deve fare niente, perché in Italia i contratti collettivi sono già fortissimi e coprono in media l'80%, anche di più. E qui è il punto che io non vedo quasi scritto, ma ho cercato di scriverlo nel mio testo. Ma il problema non è la media, avete presente la media del polo di Trilussa? Forse no, qualcuno di quegli anziani si ricorderà. La media, cosa c'entra la media? E infatti la direttiva dice no, non è la media, è che in ogni settore, a seconda dei settori, il contratto deve garantire che almeno l'80% dei dipendenti di quel settore siano garantiti. Quindi il metalmeccanico su 1,5 milioni è l'80%. Il settore della logistica, che è un caos, è lo stesso, non l'80% di media. E qui casca l'asino, come si dice, perché nel nostro sistema la media può darsi che sia l'80%, ma ci sono settori, proprio quelli che avrebbero più bisogno, perché hanno settori di salari più bassi, in cui i contratti collettivi sono così deboli o fatti male, come volete, che assolutamente non coprono ma neanche lontanamente l'80%, oppure, attenzione, ancora peggio, formalmente sì, cioè c'è scritto, ma le condizioni sono tali per cui quella cifra che è scritta non viene sostanzialmente pagata. Guardate che questo è un guaio particolarmente dell'Italia, cioè non parlo solo del lavoro nero o addirittura del lavoro illegale, parlo anche del lavoro emerso, in cui si scrive nella lettera di assunzione oppure nei documenti che il tale lavoratore avrà la retribuzione stabilita dal contratto collettivo XY, quindi la copertura formale c'è, ma in realtà io non ti pago tutto, ti pago meno, oppure peggio ancora, ti assumo part time e quindi ti pago metà, ma ti faccio lavorare di più, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema non è l'80% della copertura formale media, ma è una percentuale effettiva che garantisca a tutti i lavoratori di ciascun settore un'effettiva garanzia di salario minimo. Questo è quello che chiede l'Unione Europea e quindi secondo quello che diciamo molti di noi non è vero che siamo in ordine in alcuni settori e non in altri. E allora cosa si potrebbe fare? Non è una cosa nuova, l'hanno fatta anche altri paesi, benissimo. Allora nei settori dove siamo in regola non c'è bisogno di fare niente,
ma nei settori dove il sindacato è debole, il contratto è fatto male, quindi i lavoratori non salari bassi, eccetera, e allora lì cosa si deve fare? Beh, non lo dice benissimo la direttiva, ma dice bisogna dare forza ai contratti collettivi. In gergo giuridico si dice erga omnes, efficacia erga omnes, cioè ci vuole una legge che dica che i contratti collettivi, che di per sé attualmente sono dei contratti privati e quindi ciascuno potrebbe anche non rispettarli e non gli mandano i carabinieri a casa. I contratti dovrebbero invece avere una forza di legge, cioè quello che sta scritto in un contratto dovrebbe valere come se fosse, come se non è una legge, si dice dovrebbe avere efficacia erga omnes, che tradotto vuol dire nei confronti di tutti, e quindi avrebbe anche una maggiore resistenza perché chi trasgredisce questi salari, mentre se è un salario, un contratto privato, non succede niente. Se invece c'è una legge che dice guarda quel minimo lì lo devi applicare perché è un minimo richiesto dalla legge, è chiaro che gli ispettori del lavoro, i giudici, eccetera. Quindi, conclusione, noi possiamo fare, dovremmo fare qualcosa. Non vogliamo fare la legge? Allora bisogna fare il contratto, cioè sul serio prendere in mano questa cosa della contrattazione collettiva. Gli ultimi battute del governo Draghi c'era stato un inizio di proposta in questa direzione, cioè di prendere i contratti nei settori più deboli, solo in quelli, e dargli efficacia generale, poi dopo tutto il governo. Vabbè, quindi in sostanza, dico finito quasi, questa sarebbe la strada che chiede l'Europa. Poi possiamo discutere bene quali esattamente siano i minimi, ma insomma, però il fatto che non si faccia niente, anche se ho detto non è tutto, però è comunque una cosa che la Costituzione chiede. Certo devi fare anche quello che ho detto prima, devi fare un'economia che funziona meglio, investire più in istruzione, eccetera, eccetera. Devi rafforzare i contratti collettivi in generale, ma comunque questa è una cosa che devi fare, ormai la direttiva te lo dice, o in modo o nell'altro, il minimo si deve fare. E l'ultimissima cosa, l'articolo 35 dice il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, quindi fino adesso si è sempre parlato anche in altri paesi d'Europa del salario minimo dei lavoratori dipendenti, ciputi, no? O comunque non ciputi, sono i lavoratori dipendenti. Però abbiamo scoperto che negli ultimi anni, non da tanto, per esempio durante il Covid, si è scoperto che i lavoratori autonomi non sono tutti ricchi, come magari uno potrebbe pensare, e non sono tutti in grado di arrangiarsi, ma sono molto fragili e si scopre che sono più poveri. Non so se l'ha detto, non mi pare chiaro. Io ho scoperto, ma sono dati ufficiali, che i lavoratori autonomi sono più poveri dei dipendenti, ma non quelli che formano le leggi e non il fisco, non parlo di quelli che hanno dei livelli alti, più o meno, no, proprio poveri, nel senso sotto l'ISEE, e sono più poveri dei dipendenti perché ci sono dei settori di lavoro autonomo che una volta potevano arrangiarsi, no? L'artigianetto, il piccolo professionista, ma nel mondo complicato di adesso, con maggiore concorrenza, eccetera, molti settori, non tutti, i lavoratori autonomi sono più deboli e addirittura rischiano di essere più poveri. Quindi anche per loro è necessario fare qualche cosa, sia di sostegno al reddito se sono poveri, sia anche di garanzia di un compenso, non si chiama salario, e l'Europa ha cominciato a fare dei discorsi anche in questo senso. Noi per ora ne abbiamo cominciato a parlare per gli avvocati, che anche gli avvocati una volta sembravano ricchissimi, e io conosco tanti avvocati perché l'ho fatto anch'io, ci sono degli avvocati ricchissimi, ma ci sono dei giovani avvocati che fanno la fame, quindi anche se sono avvocati e anche se sono bravi, e per i giornalisti, perché anche i giornalisti una volta erano straricchi, comunque si la cavavano bene. Adesso io conosco molti giornalisti che sono pagati a pezzo un articolo 5 euro, altro che salari minimi. E quindi questa è un'area che bisogna
cominciare a fare, si è cominciato poco, ma insomma sarà difficile, però insomma è necessario. Ultimissima cosa, veramente io vi ho detto all'inizio della famiglia, no? Articolo 36, vita dignitosa a sé e la famiglia. E che facciamo con la famiglia? Allora, fin dall'inizio si è detto, con una lettura, come dire, un po' estesa non è che puoi chiedere al datore di lavoro di pagare il sostegno alla famiglia, perché se no hai l'effetto che spiazzi le persone con famiglia, così come tu non devi chiedere al lavoratore di pagare la maternità, perché se no tu prenderesti tutte persone non sposate e li licenzieresti quando sono sposate, a parte che succede lo stesso. Quindi questa parte della norma è stata applicata non ponendo in carico al datore di lavoro di dare un salario familiare, diciamo, anche se c'era una richiesta, ma si è detto no, questa parte qui la facciamo pagare allo Stato perché la famiglia è un bene pubblico e quindi l'assegno, e adesso è l'assegno unico e che insomma è abbastanza migliorato, e quindi il precetto costituzionale dell'articolo 36 è osservato con questo modo, che la parte familiare viene curata dalla collettività attraverso questi istituti di welfare. Col che ho finito e abbiamo ancora 15 minuti.